L'ex presidente di Confindustria Vicenza, Massimo Calearo Ciman, già parlamentare, è coinvolto nell'inchiesta Frequenze distorte per la presunta bancarotta fraudolenta dell'azienda di famiglia Calearo Tenne Spa di Isola Vicentina. La Guardia di Finanza ha eseguito sequestri per oltre 4 milioni di euro ed ha sigillato anche la villa con piscina del notissimo imprenditore settantenne sui Colli Iberici ad Arcugnano, valutata 2,6 milioni. Coinvolti, oltre a Calearo, 3 amministratori della società per azioni del settore automotive in liquidazione giudiziale da gennaio 2025. Le ipotesi di reato, tutte da provare, sono di truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. Per l'accusa, gli amministratori avrebbero ottenuto finanziamenti pubblici per 9 milioni di euro da Invitalia e Banca Sistema, con documentazione e dati contabili ritenuti non veritieri. La finanza contesta anche trasferimenti per 3,8 milioni di euro verso società estere e la vendita di immobili all'estero per 2,8 milioni, soldi che per l'accusa non sarebbero mai stati versati nelle casse delle società. Abbiamo raggiunto al telefono Calearo Ciman, che è stato anche presidente di Federmeccanica, il quale nega con forza gli addebiti. Noi abbiamo sempre operato nel massimo interesse dell'azienda, sempre. Poi l'azienda ha avuto il momento di... siamo entrati in concordato, ok? E i problemi, al di là di quello che adesso dice il provvedimento che è legato al passato, ma è tutto dimostrabile che è stato gestito in maniera onesta, trasparente e si può smontare tutto e faremo ricorso di tutto. L'azienda si poteva tranquillamente salvare e continuare, solo che siamo andati a finire nelle mani di un professionista che ha gestito in maniera pessima tutta la vicenda fino a che ha portato l'azienda alla chiusura.